Parte la prima fase, una fase sperimentale di nuova conformazione, diciamo così, del mercato, quindi con uno slittamento di banchi in maniera tale da liberare i nostri plateatici di Piazza Giorgione, e poi anche uno spostamento che in primis viene dettato da una sicurezza stradale. Al via a Castelfranco il riordino del mercato settimanale del martedì e venerdì in Piazza Giorgione. Dopo 2 anni di lavori che hanno visto affiancate con l'amministrazione comunale, la polizia locale, Consorzio BIM, associazioni di categoria, parte la fase sperimentale di nuova conformazione del mercato con il duplice scopo di liberare i plateatici di Piazza Giorgione e soprattutto mettere in sicurezza l'area, eliminando il passaggio continuo di pedoni diretti ai banchi della frutta, Con l'eliminazione di quelli che sono gli attuali banchi di frutta e verdura posizionati su Passeggio Dante e che prenderanno poi parzialmente forma nella loro posizione pre-Covid e quindi nell'area dell'ex Pesa, e un parziale verrà reinserito all'interno del mercato. maggior decoro e sicurezza per i pedoni, anche perché nell'area transitano i mezzi pubblici che servono la città e le scuole. Abbiamo ridisegnato degli spazi, ridefinito, cercando chiaramente di tenere conto di tutti gli interessi che vanno a toccare queste 2 mattinate in Piazza Giorgione. La fase è sperimentale e se dovesse presentarsene la necessità, comunica l'amministrazione, saranno effettuati eventuali ritocchi.